Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi puntata sulla pizza contemporanea, con dedica speciale al grande e intramontabile Renato Carosone. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Carlo Cuomo, ho 31 anni e da bambino sognavo di fare il medico. Io sono Eugenio Valentino, sui social tutti mi conoscono come Gegè, da piccolo volevo fare l'avvocato. Sono Manu Food, ho 37 anni e da bambino sognavo di fare lo scienziato. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Ciro Cascella, un pizzaiolo contemporaneo napoletano. Sono Giacomo Carao, proprietario e pizzaiolo della pizzeria Olio e Basilico. Ciao a tutti, sono Pasquale Damiano, padrone di Damiano Pizza Concept. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Riviera di Chiaia, quartiere Chiaia, il salotto di Napoli. Qui ho appuntamento con Carlo. Come chi Carlo? Un milionario! Oggi siamo nel cuore di Chiaia, quartiere che unisce tradizione aristocratica e spirito vivace. Passeggiando lungo Via dei Mille o sul lungomare, si respira un'atmosfera cosmopolita, tra arte, moda e caffè storici. Sono Carlo Cuomo, ho 31 anni e da bambino sognavo di fare il medico per curare l'influenza. Oggi invece sono diventato un food influencer e sono anche un milionario con oltre 2 milioni di followers. Ho anche un'agenzia di comunicazione e marketing e sono il co-founder di Napoli Food Porn. È così ragazzi che mi trovate sui social. Adesso raggiungo Enrico. Hello Carlo, how are you? Ciao Harry, tutto bene? Ma perché stai parlando inglese? Vuoi fare l'americano? Fra poco lo scoprirai. Senti, io ho fame, tanta fame. Dove andiamo a mangiare? Ma qui siamo a Chiaia, nel salotto di Napoli. C'è Ciro Cascella. E cosa mi farei mangiare? La scugnizzo per sempre, la mia pizza di Ciro preferita. Ma sei sicuro, Carle? Ma ti devi mangiare la pizza, non ti preoccupare, fidati di me. Ah, ce l'ho! Come on, come on, come on with me! Ah, vieni a prestare a me. Harry! Una particolarità della pizza contemporanea è l'uso del preimpasto, come la biga o il pulish, che dona maggiore leggerezza e fragranza. Questa tecnica, un tempo diffusa solo tra panificatori esperti, è diventata oggi un segno distintivo nelle pizzerie che puntano alla qualità e all'innovazione. Ciao Ciro! Ciao Carlo, come stai? Alla grande! Guarda qua chi ti ho portato, Enrico Porzio! Molto piacere maestro. Ciro, il piacere è mio. Enrico, qua siamo dal maestro della pizza contemporanea.
Ma non ti mangi una pizza contemporanea qualsiasi, ti mangi la pizza contemporanea. Contemporanea con la C maiuscola. Ma perché già l'hai assaggiata? Ovviamente è un tuo amico, mica potevi dirmi il contrario. Allora fai una cosa, prendi un bel tavolo che fra poco iniziamo a mangiare, io nel frattempo faccio 2 chiacchiere con Ciro. Tengo pure sete, una bella birra non filtrata per me. Ghiacciata. Vai. Vado. Allora, Ciro Cascella 3.0. Ma che significa? Ri, devi sapere che il numero 3 per me è un numero molto importante perché oltre a simboleggiare l'evoluzione della mia pizza napoletana contemporanea, si associa anche al blend di 3 farine che utilizzo per fare il mio impasto. Ma da quanto tempo fai il pizzaiolo? Sono ben 18 anni. E sei sempre stato in questa sede? In realtà no, ho fatto tanta gavetta per i locali della mia città. Poi sono 6 anni che ho la mia pizzeria qui in via San Pasquale a Chiaia. 2 anni fa ho aperto un'altra sede a Milano e l'anno scorso ho aperto ancora un'altra sede a Roma. Giovanissimo, ma già tanta esperienza. Ma la tua passione per la pizza com'è nata? Ri, tu devi sapere che io sono uno scugnizzo napoletano che è cresciuto nei quartieri spagnoli. E tu lo sai che per noi napoletani l'arte della pizza è musica, è sinfonia. Quindi mi sono subito appassionato a questo mestiere. Allora Ciro, tutto molto bello, ma io devo continuare ad indagare. Portami nella tua postazione di lavoro. E vieni a presa a me. Ma fatta, va a pensare. Allora Ciro, un pizzaiolo contemporaneo napoletano, diciamo uno scugnizzo contemporaneo, ma con quale tecnica prepari il tuo impasto? Io preparo il mio impasto con un metodo indiretto che tra prefermento e rinfresco supera le 24 ore totali. Che tipo di farine utilizzi? Utilizzo un blend di 3 farine, 2 00 e una tipo 0. Idratazione importante. Sì, è un 73% di idratazione. Ma la cottura? Lenta, docile e mai aggressiva. Mi stai sfuttendo! Per i nostri amici non napoletani mi sta prendendo in giro. Senti, e allora, visto che oggi mi sento anche un poco americano, ti metto in difficoltà. Una pizza dedicata a Renato Carosone, me la fai? È certo che te la faccio, Henry. E allora io mi accomodo e tu? La pizza mi dicoccole. Renato Carosone, che pizza c'ha già famo? Però Renato Carosone era un grandissimo artista napoletano, anzi un innovatore. È proprio come me, anche io sono un artista napoletano, un innovatore della pizza. Quindi sì, ce l'ho. Henry, oggi ti darò filo da torcere. Carlo, eccomi. Hai fatto 2 chiacchiere con Ciro? Tutto a posto. 4 chiacchiere molto ma molto costruttive. Devo dire la verità, bello anche il locale. E che ne pensi di questo tocco floreale? E questa è la cosa che mi ha colpito di più. Sembra un orto botanico. Senti, caro, ma a proposito di Ciro, da quanto tempo sei suo cliente? Da 6 anni. Ciro ha aperto da 6 anni e dal primo giorno che ha aperto sono suo cliente. Immagino in 6 anni quante scugnizze per sempre mangiate. Assai, Henry, assai. Però ci sono tantissime altre pizze buone. Sarebbe? L'esplosione napoletana, una bella pizza fritta ripiena di polpettine, ragù napoletano e ricotta. L'alternativa partenopea, provola, friarielli, Salsicce. no, salame napoletano e tarallo sbriciolato. È per questo che si chiama alternativa partenopea. Ho capito, è il suo cavallo di battaglia, sarà sicuramente buona. Però voglio proprio vedere, si sa per fare l'americana. Ancora con questo americano? Ma perché oggi sei fissato con... Tra poco capirai. Va via. Sta arrivando Scugnizzi? Scugnizzo per sempre, fatta con velo di pomodoro San Marzano DOP, cicoli di maiale Slow Food, provola affumicata, un pizzico di grana, olio basilico e pepe.
Buona pizza! Grazie. Allora, dall'aspetto cosa ne pensi? Allora, Carlo, pizza contemporanea, quindi cornicione più annunciato, dimensioni leggermente un po' più piccola di una classica napoletana, ma leggermente in questo caso. Cornicione, qua mi stupisce. Il cornicione è soffice come un babà. Soffice come un bambà. Però adesso basta chiacchiere che si raffredda. Assaggiamo? Dimmi un po'. Come ti sembra questa scomizzo per sempre? Guarda, praticamente lui cosa ha fatto? Gli ingredienti della pizza fritta senza ricotta li ha riportati su una pizza a forno. Esatto. Quindi ha collegato anche, sai, i vicoli di Napoli nei quali lo scugnizzo mangiava pizza fritta. Ma infatti è l'essenza di Ciro, c'è Ciro in questa pizza. Quindi l'abbinamento dei gusti su una pizza al forno, devo dire la verità, è ben equilibrato. Tutti ingredienti semplici, hai visto? Mangi, guarda. Avevo ragione? È stato bravo Ciro a mettere insieme questi ingredienti semplici? No, semplici, easy and effective. Ancora con questa americana semplice ed efficace. Carle, mamma parla americana, perché non ne capite? Io gli ho chiesto anche di farmi una pizza dedicata a Renato Carosone. Ah, allora tu fa l'americano. Esatto, per metterlo in difficoltà. E vediamo allora. Ciro, Carlo, dimmi. come va con la pizza per Renato Carosone? Carlo, non ti devi preoccupare perché ho avuto un'idea geniale. Vai Ciro, allora facci cantare. No, ti faccio ballare un rock and roll. Wow. Allora vado da Enrico che mi sta aspettando. Vai. Renato Carosone, nato a Napoli nel 1920, è stato uno dei musicisti più innovativi della scena italiana del dopoguerra. Formatosi al conservatorio, seppe fondere il jazz americano con la tradizione napoletana. Con ironia, ritmo e stile inconfondibile, portò la sua musica in tutto il mondo, diventando un simbolo della Napoli moderna. Signori, caro Renato, Ah, bella. Bella, ma perché dovrebbe ricordarci Renato Carosone? innanzitutto io ho scelto una pizza con la base russa perché guardandola dall'alto mi ricorda una luna piena rossa e la sua canzone Luna Rossa. Poi ho voluto abbinare sopra un classico tradizionale piatto napoletano, ovvero la puttanesca, olive e capperi, ma con un tocco di innovazione. Lui era un grandissimo artista e innovatore della musica napoletana e come me io sono un innovatore della pizza contemporanea napoletana. Quindi ho voluto aggiungere a degli ingredienti classici napoletani una fonduta di grana aromatizzata al whisky e ho aggiunto anche dei chicchi di orzo aromatizzati al whisky e mi ricorda la canzone Tu vuoi fare l'americano. Quindi buona pizza. Grazie. Carle, finalmente tu fa l'americano, americano, americano. Na, na, na. Whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll.
Carlo, Bella. bei colori, Anche bei profumi. intensi, ma soprattutto... Anche questa è soffice come un babà. Però c'è miso whisky, dopo un babà c'è un rum. Hai ragione. Assaggiamola, dai, assaggiamola. Vediamo se un napoletano fa l'americano. Si sente il whisky? Guarda, la leggera nota alcolica compensa anche la dolcezza del pomodoro. Vero, è Quindi molto molto piacevole, ben equilibrata. assolutamente. Ma poi olive e capperi di solito è salaticcia, no? Invece no, è vero. È Is- tutto ben bilanciato. Benissimo, perfetto. È buono. E allora che ne pensi di questa esperienza? Carlo, sulla prima pizza non avevo dubbi, essendo il suo cavallo di battaglia. Sulla seconda avevo qualche perplessità. Il whisky sarebbe riuscito a non stonare sulla pizza? Ebbene sì, equilibrio massimo. E infatti ti sei mangiato tutta la pizza. Perfetto, 2 pizze eccezionali. Ho fatto bene, hai visto a portarti da Ciro? Effettivamente sì, ti devo ringraziare perché mi hai fatto arrecreare. Per i nostri amici non napoletani mi sento appagato. Però ti devo fare una domanda? Vai. Dalla risposta scontata, ma io te la devo fare. Ciro, si merita il grembiule di strapizzami di coccole? Harry, Ciro l'ha strameritato. E allora lo raggiungo per consegnarglielo. E io? Mo' venu cameriere, porta il conto e pagalo. Ah. E io pago. Ciro, bravo. Grazie Rick. Complimenti veramente. Mangiare nel tuo locale ti porta brio, felicità, gioia. Una pizzeria napoletana immersa nel verde è sinonimo di relax. Ma poi le 2 pizze hanno deliziato le mie papille gustative. Il cavallo di battaglia. Scugnizz per sempre. Provo, pumarolo, chicle e pepe. Ingredienti tradizionali per una pizza contemporanea. Vogliamo parlare della dedica? Caro Renato, il cui cornicione era veramente soffice come un babà. Il sugo alla puttanisca. Pomodorini, olive, cappe, fondute di formaggio. Ma poi Ciru, chicchi d'orzo aromatizzati e tostati al whisky. Non hai fatto una pizza, hai fatto una canzone. Whisky and soda e rock and roll. Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche un vero scugnizzo sa da saper fare.